Sesta corsa da Bologna, condizionata sul miglio in 9 al via dopo il ritiro di Ramsete del Don. 2 Verina Val, 3 Sheridan Treb, 4 Amber Kronos, 5 Velvet Lux, 6 Ventur, seconda linea 7 Umimmo, 8 Ulisse 3B, 9 Seduttore Park, 10 Unicum Bigi. I favori netti per Ventur, numero 6 Manuel Pistone in sediolo. Alternativa principale Velina Vald, numero 2. Macchina che scurva con Ventur che è rimasto un po' discosto e ora cerca di riprendere il gruppo. Intanto c'è l'errore di Umimma, partiti con la velocità iniziale di Amber Kronos che scavalca Velina Vald, mentre all'esterno continua nella sua azione Ventur che ha speso perché aveva perso la partenza, era rimasto arretrato e ora deve spingere per andare su Amber Kronos che non sembra intenzionato a lasciargli strada perché continua ad andare via di lena e completa il quarto iniziale in 29-2. All'esterno Ventur, lungo la corda Velina Vald, poi Seduttore Park. Completati i primi 500 di gara con Ventur che rimane ora, si adegua all'esterno di Amber Kronos, al contatto rimane Velina Vald, all'esterno intanto anche Sheridan Treb che ha preso la scia di Ventur, se ne vanno i 600 in 44-4 con Amber Kronos che continua a guidare nei confronti di Velina Vald, all'esterno Ventur seguito da Sheridan Treb e Unicum Bigi. Lungo la corda in terza posizione va invece Seduttore Park che precede Ulisse 3B e il gruppo è chiuso da Velvet Lux. Intanto 58-9 si viaggia a ritmi piuttosto solleciti da 1.13.6 con Ventur che rimane al sediolo del battistrada al chilometro in 1.13.9. Amber Kronos sempre in vantaggio nei confronti di Velina Vald, mentre in terza posizione lungo la corda c'è Seduttore Park. Al largo ancora generosamente Ventur cerca di riportarsi su Amber Kronos quando siamo a 400 dalla conclusione. Il parziale in 15 netto con Amber Kronos che si difende da Ventur, Velina Vald, poi Sheridan Treb che rimane in schiena a Ventur. Lungo la corda è sempre Seduttore Park. Ancora Unicum Bigi, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, entra in vantaggio Amber Kronos, all'interno a spazio Velina Vald, ancora Ventur ci prova, poi lo scatto di Sheridan Treb, finale con Velina Vald che si avvantaggia, deve vedersela con Seduttore Park, ma è Velina Vald che vince nei confronti di Seduttore Park e probabilmente Sheridan Treb. 1.14.6, 31 a chiudere quando Velina Vald trova la open stretch per sprintare alle spalle di Amber Kronos, battistrada fino ai 100 conclusivi, poi cala ovviamente, superato anche da Ventur, mentre Velina e Cesare Ferranti vengono a vincere, precedendo Seduttore Park che chiude comunque molto bene insieme a Sheridan Treb. I due finiscono nell'ordine alle spalle di Velina Vald, vincitrice, 2.36 la quota per l'allieva di Giuseppe Longobardo, guidata da Cesare Ferranti. Buon secondo posto per Seduttore Park che precede Sheridan Treb.